Questo è il salotto di Udine, piazza San Giacomo. Abbiamo un panificio aperto e abbiamo l'edicola aperta. Per il resto tutti gli esercizi sono chiusi, non c'è assolutamente nessuno tranne qualche passante che va probabilmente verso il panificio. Questa è la situazione del centro storico, questa è la situazione del salotto della città. Apprezzabile anche il fatto che molti cittadini abbiano messo il tricolore sulle proprie finestre, sui propri balconi, a testimoniare una sorta di spirito di fratellanza nei confronti di tutti i nostri connazionali che stanno soffrendo in Lombardia, in Veneto e in altre zone d'Italia. Un corriere che va a segnalare che la vita, panificio. nonostante tutto, va avanti. Ecco, questa è la situazione del centro storico e quindi tutti quanti possono farsi un'idea basata sui documenti, come il nostro video e non su voci.